Qui vi devo spiegare qual è il mio rapporto con i Rom. In una parola: asimmetrico. Io non sono mai stato ufficialmente invitato a casa di nessun Rom. Loro si sono autoinvitati 2 volte a casa mia quando non c'ero. E già mi sta sul cazzo gli amici che mi fanno le improvvisate al citofono, figuratevi gente che mi suona quando non ci sono. Cazzo, non ci sono, come faccio a rispondere? E insistono, decidono di venirmi a cercare in casa, dentro i cassetti, dentro agli armadi, poi spazientiti dopo 5 minuti d'orologio, del mio orologio tra l'altro, come potete vedere, se ne vanno. Io torno a casa, cazzo, porta aperta, tutto sotto sopra, neanche un appunto, un messaggio sul tavolo. Siamo passati quando non c'eri, firmato Claudio. Vaffanculo, Claudio. Cazzo, dimmelo prima. 2 volte in 6 mesi sono passati. E in quelle 2 volte, ragazzi, fatemelo dire con una certa amarezza, ci sono portati via tutti i miei valori. Non so se era nei progetti dei Rom, ma si sono portati via tutti i miei valori di sinistra. E nonostante questo vuoto pneumatico di bontà, di giustizia sociale veltroniana, io ho fatto un gesto che equivale alla somma di tutti i vostri gesti di sinistra degli ultimi 3, 4, forse 5 anni. Ho assunto a casa mia una donna delle pulizie Rom, assunto un parolone in nero. Ovviamente quando mettete in casa una persona nuova, un test. No, per sapere se è onesta si fa. Io non so, lasciavo 100 euro in frigo, una volta ho appoggiato un quintale di rame sul divano, non ha mai toccato niente, no, questo va detto, non ha mai toccato niente, anzi adesso che ci penso il rame è ancora lì. Ma io lo sapevo che quella mi sarebbe ritorto contro, questo gesto machiavellico, è proprio una questione di karma. E infatti puntualmente, tac, la donna delle pulizie Rom si innamora perdutamente di me, della mia presunta generosità. E lì viene fuori il veneto che è in me. La guardo negli occhi e le dico: tesoro, generosità? Qui c'è un grosso equivoco, io sono una persona cattiva. Ovviamente lei ha fatto finta, no, di non sentire questo atteggiamento un po' naif. Anche per quel motivo l'avevo ribattezzata Cenerentola, in onore di quella donna delle pulizie, protagonista di quella favola della Disney, no? Piccola donna delle pulizie che si innamora perdutamente del suo, diciamolo pure, meraviglioso ascensore sociale. E la storia finisce così. 2 settimane dopo io sono sdraiato sul mio letto, un portatile appoggiato sul monte di Venere. Lei si affaccia, penso che voglia salutarmi, invece prende la rincorsa, si attacca allo stipite, si butta addosso a me, al grido di facciamolo qui, facciamolo ora. Io ovviamente, come primo gesto, la respingo, non è vero? Primo gesto, metto in salvo il portatile, poi la respingo. E in quel momento, come per magia, mi rientrano dentro tutti i miei valori di sinistra che si impastano con quelli di destra, ragazzi, un pantano ideologico incredibile, una partita di ping pong tra Mario Giordano e la Boldrini. Non ci capisco più un cazzo, la regolarizzo, le faccio un normale contratto di lavoro, 2 minuti dopo la licenzio per molestie sessuali sul luogo di lavoro con l'aggravante etnica, vaffanculo. Poi mi pento, perché si stabilizzano tutti questi valori. E mi vengono 2 dubbi, uno di destra e uno di sinistra. E qui, ragazzi, siete molto più giovani di me, ve lo dico, per la seconda parte della vostra vita, consiglio mio, tenetevi almeno un amico democristiano, uno, che vi aiuti a risolvere questi stalli ideologici alla messicana. Io chiamo il mio amico, Chicco, dico: senti Chicco, ho 2 dubbi, uno di destra, più pragmatico, come sono i dubbi di destra, e se quella domani mi torna con 3-4 amici, con in mano 3-4 cacciaviti a testa e mi riducono tipo San Sebastiano, e uno più profondo, più ideale, di sinistra. E se quella domani mi torna con la CGIL?